vesti liturgiche e arredi sacri, Pietro Don Bruno, in Piazza Duomo a Treviso. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tanta cronaca da seguire insieme, ma soprattutto anche oggi il piacere di poter conversare nella parte conclusiva di questa edizione del TG con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Don Carlo Cavallin. Benvenuto Don Carlo. Buon pomeriggio. Don Carlo, quindi prete, sì. Ma Carlo Cavallin per moltissimi significherà anche musica, canzoni, cantautore molto apprezzato e che qui con noi proprio perché tra pochi giorni c'è un appuntamento musicale che sarebbe bene non perdere, vero? Esatto, visto che è stato voluto e pensato da diversi mesi, è questo appuntamento per il 28, mercoledì prossimo, 28 ottobre al Teatro MPX qui a Padova. Faremo questo concerto interamente dal vivo con dei musicisti, sarà un rimettersi un po' in gioco e anche in corsa, un po' tutti questi 15 anni anche di attività musicale. Di esperienza. Ecco, esatto, sì. Anticipiamo già che non è un concerto fine a se stesso, ma è un concerto che si lega ad un progetto molto bello, molto importante di sostegno a chi si trova in un'area del mondo che di sostegno ha bisogno parecchio, però questo ce lo teniamo per dopo, Don Carlo. Ti tolgo la parola adesso perché andiamo avanti con la parte più tradizionale del nostro telegiornale, la conversazione la teniamo per la fine, adesso invece ci colleghiamo telefonicamente con Vicenza, con la nostra Giulia Salmaso che ha raccolto tutti i dettagli di un'operazione della Guardia di Finanza che ha permesso di accertare una bancarotta da oltre 150 milioni di euro, Giulia, se non sbaglio. Esattamente così, questo è lo stato di insolvenza generato dal dissesto del gruppo Tessile Raumer, azienda storica del Vicentino che però è stata vittima sostanzialmente di una spoliazione, sì, perché spogliare un'azienda fino al fallimento per arricchirne un'altra in piena salute del resto era il piano semplice perseguito con rara ingegneria societaria, quello che avrebbero architettato 42 persone tra dirigenti, soci e professionisti del gruppo Miroglio di Alba, leader mondiale tra l'altro nel settore dell'abbigliamento e anche parte della dirigenza dello stesso gruppo tessile vicentino della Raumer, tutti indagati per bancarotta fraudolenta internazionale. L'ambito, lo ripetiamo, è quello del Made in Italy vicentino, ma Made in Italy anche del distretto di Prato e del distretto in modo particolare di Cuneo, vittima però una delle più importanti imprese vicentine del settore tessile, che è appunto il gruppo Raumer, che fino a pochi anni fa, fino all'inizio degli anni 90, contava 750 dipendenti, milioni di euro di fatturato annuo. Ebbene, secondo il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza, che ha seguito le indagini per oltre 2 anni, gli indagati avrebbero veicolato capitali e macchinari per 45 milioni di euro dall'azienda vicentina, quella piemontese, spogliandola di fatto di tutti i suoi averi. Non solo all'azienda piemontese, ma anche ad altre società estere, in modo particolare alcune società bulgare, camuffando poi queste manovre fraudolente con falsi in bilancio per 210 milioni di euro fino a creare uno stato di insolvenza e quindi una bancarotta di 152 milioni di euro e fino quindi a costringere lo stesso gruppo Raumer al commissariamento straordinario, primo caso della storia economica del Vicentino. Purtroppo di mezzo sono andati a finire anche gli oltre 750 dipendenti che sono stati ridotti a 60, ma per fortuna le tempestive indagini della Guardia di Finanza hanno reso possibile salvare quello che purtroppo ora rimane del gruppo Raumer, ovvero poca 60, roba però. 60 dipendenti, poca roba, però per fortuna esiste, diciamo, un happy end, almeno questi 60 dipendenti, a questi 60 dipendenti è stato garantito un futuro, certo. Giulia, intanto grazie per queste prime notizie, ti seguiamo con gli approfondimenti nei servizi di questa sera nel TG, intanto buon lavoro. Andiamo avanti con le altre notizie. Pochi mesi di serrate indagini sono bastati ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, questa volta di Padova, per individuare anche l'ultimo membro della banda che tra il 2008 e il 2009 aveva truffato migliaia di persone con carta amica, una carta di credito fasulla. L'estate scorsa gli investigatori delle Fiamme Gialle Patavine, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Speciale Frodi Telematiche di Roma, avevano smantellato questa organizzazione che aveva inventato e immesso nel circuito
circuito commerciale una miracolosa carta di credito denominata appunto Carta Amica, che prometteva 1.000 euro di spesa a protestati e ad altri soggetti che non avevano alcuna possibilità di apertura di canali di credito. Allora erano infinite in manette 4 dei 5 inventori dell'ingegnoso sistema truffaldino. Adesso in questi giorni è stato trovato il quinto membro della banda. Si tratta di un 32enne di Loreggia, in provincia di Padova, che usava le generalità di un ignaro Massimo Vicentini, un alias con cui aveva concordato transazioni commerciali, sottoscritto contratti e preso parte fattivamente, secondo l'accusa, alla truffa che aveva causato un buco complessivo di circa 1 milione di euro. Un 51enne di Padova è stato arrestato dalla squadra mobile Euganea perché trovato in possesso di 7 kg di cocaina allo stato puro. Gli agenti della mobile erano stati allertati dagli investigatori esteri che avevano segnalato l'uomo come un corriere della droga. Così per 2 giorni la polizia ha tenuto sotto controllo l'autostrada A4 fino a quando il 51enne è stato intercettato. La polizia ha perquisito la sua auto trovando occultati all'interno del paraurti 9 panetti di cocaina. Sarebbero militanti della Lega Nord le 4 persone perquisite nell'ambito delle indagini sull'aggressione a 2 camerieri immigrati durante la festa della Lega a Venezia il 13 settembre scorso. Quel giorno un gruppo di persone con abiti e vessilli riconducibili alla Lega Nord aveva fatto ingresso in un ristorante del centro storico veneziano, messo a soqquadro il locale e malmenato 2 camerieri di nazionalità algerina ed albanese, provocando lesioni giudicate guaribili in 7 e in 30 giorni. Gli indagati sono accusati di lesioni e danneggiamenti con l'aggravante dei motivi razziali. Le perquisizioni hanno interessato 3 comuni bergamaschi, fra i perquisiti tutti uomini tra i 20 e i 50 anni le cui generalità non sono state rese note. Figurano anche una persona già indagata per fatti di violenza e un'altra già arrestata dalla questura di Bergamo per episodi di violenza avvenuti dopo un incontro di calcio. In questi giorni si sono riunite a Chioggia in occasione dell'inaugurazione del sottomarino Salvatore Todaro autorità civili, militari, religiose e anche rappresentanti delle istituzioni di Stato per festeggiare un evento fuori dal comune. Tra i presenti anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, l'onorevole Giuseppe Cossiga, accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Vincenzo Caporini, e dal capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Paolo Rosa. Ma vediamo com'è andata questa cerimonia grazie a questo servizio di Maya Ungureanu. In una suggestiva cornice cerimoniale tenutasi negli scorsi giorni a Chioggia è stato inaugurato il sommergibile Todaro, strumento formidabile nato per assicurare il libero e pacifico utilizzo degli spazi marittimi di superficie ma anche quelli nascosti sotto le acque dei mari più profondi. Un evento importante quindi non solo per le forze armate ma per l'intero paese, visto che l'ingresso in servizio di questo gioiello della tecnologia ha avviato una nuova stagione della componente subacquea. Questo è il risultato di un grande salto di qualità tecnologica rispetto al passato dato dalla collaborazione italo-tedesca all'avanguardia e alla realizzazione niente di meno che di Fincantieri. È preferibile chiamarlo sottomarino più che sommergibile. Il Todaro infatti opera sott'acqua senza necessità di emergere con prestazioni straordinariamente maggiori. Non si tratta più di strumenti offensivi. Todaro ci apre le porte verso una nuova dimensione, quella della ricerca e della prevenzione. Una politica che viene applicata non più solo ai campi della sanità e della ricerca prettamente scientifica, ma a quanto pare coinvolge anche l'ambito militare. Difatti questo strumento, dotato di grande mobilità, autonomia e ottime capacità sensoriali, è nato per operare nell'alto mare, nei litorali italiani ed internazionali proprio per prevenire, sorvegliare, interdire operazioni a FIBE interforze e i contrasti della minaccia subacquea e di lotta al terrorismo. È stato chiamato Salvatore Todaro in omaggio al giovane siciliano della Marina Militare che ha combattuto nella 10ª gloriosa flottiglia massima finché ordini, uomini e mezzi gliel'hanno permesso. Valoroso fino alla temerarietà, ingegnoso ed innovativo nella preparazione della sua gente, instancabile nella lotta che non odia il nemico. Un esempio a cui ispirarsi. Nel corso della cerimonia è stata alzata la bandiera di combattimento, intesa non solo come simbolo dell'indissolubile legame tra ieri e oggi, tra l'Italia e il suo grande popolo, ma anche del sincero omaggio da parte dei veterani e caduti, passando così attraverso questo rito lo spirito ai giovani d'oggi della Marina Militare. Essendo questa la bandiera da alzare a riva in caso di combattimento, l'auspicio di tutti noi è che non sia mai necessario estrarla dal suo prezioso cofano.
Ancora una notizia, un altro allarme crolli dopo quello riguardante il ponte delle Colonne è scattato a Venezia in piazza San Marco per un cornicione pericolante di una palazzina a fianco della torre dell'orologio. A scopo precauzionale la soprintendenza ha chiesto alla Polizia Municipale di interdire il passaggio dei pedoni nell'area prospiciente il palazzo, che è stata così recintata in attesa di un intervento di consolidamento. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, che vi presento nuovamente, anche se non ne ha bisogno, è Don Carlo Cavallin. Don Carlo, cominciamo allora a parlare di questo evento musicale. Lo ricordiamo di nuovo, appuntamento il 28 ottobre. 8 ottobre alle 20:45 il teatro MPX qui a Padova. Ecco, è un evento... Sì, è un evento atteso da te, ma anche da tante altre persone, un evento in che ti stanno seguendo da tanti anni. In tutti i sensi, nel senso che mi ributto a cantare anche di fronte a un pubblico dopo 1 anno e mezzo che avevo pubblicato l'ultimo album, che si chiama Nel canto di te. Poi non c'erano state per vari motivi più apparizioni. L'idea è nata proprio dal desiderio di tornare a suonare, ecco, con un progetto anche un tantino ambizioso, cioè quello di riprodurre tutto questo patrimonio di canzoni e di musica attraverso degli strumentisti e degli strumenti reali, quindi sarà tutto rigorosamente dal vivo. Live, quindi. Ecco, sì. Vogliamo ricordare chi ti accompagna in questa nuova avventura sul palco? Beh, innanzitutto nomino il chitarrista, che è Francesco Boldini, quello con cui abbiamo lavorato anche all'album, appunto l'ultimo album che è uscito, e lui sarà appunto alle chitarre. Poi c'è mio fratello Franco, che segue invece la parte delle tastiere. Al basso c'è Lello Gnesutta e alla batteria Paolo Prizzon. Poi ci saranno anche 2 voci, Chiara Turra e Loris Gasparella, che accompagneranno un po' nei cori. Il fatto di tornare su un palco penso sia motivato anche dal desiderio di avere comunque un rapporto diretto con le persone che amano come te la musica, che amano dare contenuti importanti anche alla musica. Sì, io credo che sia soprattutto un servizio alla musica. Ho lottato e faticato perché questo evento possa accadere, nel senso che credo che a volte la musica fa sempre un po' la serie B della situazione, no? Cioè ci sono sempre le parole, i discorsi, le manifestazioni. Ecco, è un omaggio proprio alla musica. Che poi l'abbia scritta io questa musica è un accessorio, credo che in sé sia proprio una serata dedicata ad apprezzare della buona musica. Ecco, ti stiamo vedendo anche tra l'altro in queste immagini sì, all'opera. Di qualche anno fa, sì. L'album precedente si chiamava Amarti, avevamo fatto questo videoclip. Adesso ce ne sarà un altro allora? C'è questo che stiamo promuovendo, che si chiama Nel canto di te, è un album che è nato più per un ambito così di liturgia e di preghiera, ma credo non banale, non scontato, un lavoro fatto anche in collaborazione col seminario di Padova, un lavoro che ha avuto anche l'apprezzamento del Gen Verde, per cui loro hanno sentito, gentilmente, anche veramente con affetto, hanno espresso così un loro commento, una loro dedica a questo lavoro, quindi insomma un lavoro che... bel riconoscimento. Esattamente, sì. Senti Don Carlo, questo concerto, abbiamo detto all'inizio del telegiornale, non nasce come concerto fine a se stesso. Tu leghi questa esperienza musicale da fare insieme a tanta altra gente ad un progetto di solidarietà, ad un sostegno che porterà i proventi del concerto a sostenere un'opera importante. Sì, noi cercavamo, con chi abbiamo pensato e organizzato questa serata, anche a un'attenzione verso chi sicuramente ne ha più bisogno. Quando la musica si unisce alla solidarietà possono nascere anche delle cose molto belle. 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, io sono stato in uno dei tanti viaggi in Israele, lì abbiamo incontrato con la nostra comunità parrocchiale il Caritas Baby Hospital, è un ospedale dedicato ai bambini tenuto dalle nostre suore disabettine a Betlemme, lì dove è nato Gesù, no? È una fondazione nata alcuni anni fa proprio da una persona che aveva assistito alla morte di un bambino proprio nei giorni del Natale lì a Betlemme a causa delle malattie del freddo. Quindi lui ha inviato, come dire, questa associazione e si è creato questo ospedale. Noi l'abbiamo visitato, è stato molto bello, un'esperienza molto toccante, quindi ci siamo ricordati, mi sono ricordato di questa realtà, e pensando di dedicare una serata fra le tante
così necessità che ci sono in questo mondo, ecco, mi è venuto in mente proprio quello dei bambini, certo, dei bambini palestinesi, perché poi sono soprattutto loro. Tra l'altro è molto bello perché c'è un contatto quasi quotidiano con le suore che lavorano lì, e quindi è un po' come essere lì in qualche modo, quindi sì, aiutarli vuol dire accompagnarli quasi fisicamente, visto che questo contatto c'è ed è continuativo. Avete visto nel corso di questa chiacchierata anche andare in sovraimpressione un sito, www.carlocavallin.com, è il sito dove è possibile trovare tante informazioni relative ai tuoi progetti musicali, relative anche alle ultime fatiche, ad un progetto di vita in qualche modo, possiamo anche dire, che ti vede insieme musicista, prete, uomo, sì, è qualcosa che completa, insomma, quello che come preti si vive ogni giorno, in modo particolare nella liturgia o nella catechesi, poi passa attraverso questo dono naturale che ha dato il buon Dio, che è quello della musica, e diventa attraverso la musica un'ulteriore occasione di incontro, di riavvicinamento. Poi se la musica serve a pregare, ancora meglio. Insomma. Indubbiamente, è uno strumento in più sicuramente. Ricordiamo anche per il concerto del 28 c'è la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita, quindi già adesso possiamo guadagnarci il nostro posticino, lo si può fare andando alla segreteria, alla biglietteria dell'MPX durante ovviamente l'orario di apertura del cinema, cioè dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22:45, il sabato e la domenica dalle 16:30 alle 22:45, questo per arrivare mercoledì tranquilli, senza dover fare code e potersi sedere quindi senza ansie e godere quindi meglio anche il concerto. Ricordiamo ancora una volta allora mercoledì sera alle 20:45, mercoledì 28 Teatro MPX. Ci sarà musica ma ci saranno anche immagini, perché cureremo molto anche un commento di immagini a tutti i brani, quindi c'è anche questa componente. Un motivo in più per non perdere questo evento, a questo punto mi piace chiamarlo così. Informazioni in più quindi le trovate sul sito www.carlocavallin.com, le trovate anche su una pagina di Facebook che si chiama proprio Don Carlo Cavallin in concerto, quindi anche qui è possibile, e se volete riascoltare questa conversazione con Don Carlo avete la possibilità di ritrovarci sul canale che Telechiara ha su YouTube, Don Carlo, quindi tante occasioni per ritrovarti in attesa di vivere in diretta l'esperienza del concerto mercoledì sera. Intanto grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Ti aspettiamo magari per vedere come va anche il rapporto con Betlemme a questo punto, sentiamo come procede questo cammino. Per quanto riguarda invece l'informazione io vi aspetto alle 16:30 con l'edizione flash del TG Più Tardi.